Un po' di dolcezza, oggi si può andare a scuola per imparare i segreti della tradizione, le ricette delle nonne insegnate da abili maestre dolciarie ad allieve di tutte le età. A Quartu un corso di 25 lezioni cerca di svelare alle pasticcere di domani i trucchi del mestiere, requisiti indispensabili, manualità e tanta passione. Vediamo il servizio di Annalisa Fantilli. Farina, zucchero, mandorle e tanta creatività. Pochi ingredienti per 8 ricette eseguite dalle mani di esperte pasticcere e di allieve curiose. La scuola civica dolciaria di Quartu propone 25 lezioni per tramandare i trucchi delle nonne e il gusto unico della tradizione. Questo è il gatto artistico, questi sono i candelaus, poi qua ci sono i mostaccioletti, questi sono i perichitus del Bentu, questi invece sono i pastissus, questi sono i sos e morto, i guelfus e qua abbiamo di nuovo candelaus con misti mostaccioli. Qual è il tuo preferito? Il mio preferito è il candelaus. L'iniziativa proseguirà fino al 30 novembre, è aperta a tutti, turisti compresi, e accoglie 10 partecipanti a rotazione per ogni lezione. Questo è il terzo anno, noi in tutto il corso terminerà adesso a fine novembre, siamo andati a formare quasi 800 partecipanti. Un corso per coltivare una passione, ma per i più giovani anche un'opportunità per scoprire se l'arte della pasticceria può diventare la professione del futuro. La lavorazione dei prodotti tipici di Quartu infatti dà già lavoro a 150 operatori e a più di 60 negozi, ma rappresenta un'occasione anche per le nuove generazioni. Una brava pasticcera deve avere delle buone basi, buoni maestri, e questo è il segreto. Ma anche un'ottima manualità. Certo, sì, la manualità, quella è fuori di dubbio, quella ci vuole. Dunque, tanta manualità ma anche delle solide basi. 7 ore per confezionare un dolce, dalle spiegazioni in aula all'infornatura. Tutti i passaggi sono prima ben illustrati e poi eseguiti con l'ausilio delle maestre dolciarie. Sto pennellando i sbirichite Bentu. In pratica è zucchero, acqua di fior d'arancio e acqua normale. Va messa a bollire e pennellata fino a che lo zucchero non diventa bianco. Che cosa hai imparato oggi? Allora, io sono di Burcei e imparato è una parola grossa. Diciamo, ho provato a vedere una nuova tecnica e spero di mettere in pratica qualcosa. Lei ha una passione per i dolci? Sì, perché in effetti sono farina zucchero dipendente. Le previsioni meteo per oggi, Colonnello. Buongiorno.